Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4. In apertura la cronaca, emergono ulteriori dettagli sugli episodi di incendio alla Startec nella zona industriale di Trieste. Nel mirino degli investigatori ci sarebbe un dipendente dell'azienda. Ci racconta tutto Gianluca Paladini. Si tratterebbe di un dipendente sospeso dall'azienda per episodi di squilibrio, ma ancora a libro paga. Emergono sempre più dettagli sull'uomo sospettato di aver provocato i 2 incendi all'esterno dello stabilimento Startec di strada al Monte d'Oro, l'impresa già al centro della cronaca per la crisi che sta attraversando e per la mancata erogazione dello stipendio a 320 lavoratori. Nella mattinata di sabato un rogo era stato appiccato a un albero situato sul lato di Via Flavia, l'altro alla cabina del metano sul versante opposto, a poche decine di metri dall'ingresso principale dello stabilimento. In quest'ultimo caso, se gli addetti alla sicurezza dell'impresa non avessero agito tempestivamente spegnendo le fiamme con gli estintori, avremmo rischiato di raccontare una tragedia. Le indagini dei carabinieri sono in fase di conclusione e a breve la procura verrà informata. La visione delle immagini di videosorveglianza delle telecamere della Startec e della Illy è stata determinante per risalire all'identità del sospettato. Ai circuiti non è sfuggito il numero di targa dell'auto con la quale l'uomo, con il volto travisato, era arrivato in zona industriale. Aveva parcheggiato il mezzo a una certa distanza dallo stabilimento prima di compiere il raid. Rimane il mistero sul perché del gesto, se legato alla crisi aziendale, agli stipendi, a episodi pregressi o ad altre circostanze. E ora sentiamo le reazioni dei sindacati dopo gli episodi di incendio proprio alla Startec. C'è preoccupazione, c'è anche un po' di sgomento rispetto a un possibile tentativo di sabotaggio, comunque di creare del dolo in un'azienda che in questo momento è in forte fibrillazione per le questioni che sappiamo, retributive, assetti societari e quant'altro. Quello che vogliamo prima di tutto auspicare che la persona sia identificata e isolata, ma che non sia una situazione figlia di eventuali esasperazioni causate da questa situazione. Noi condanniamo senza se e senza ma qualsiasi atto doloso che possa recare danno all'impresa e indirettamente anche ai lavoratori. Gli incendi appiccati all'esterno della Startec preoccupano tutti, anche i sindacati, che condannano il gesto con fermezza, augurandosi che si tratti di un episodio isolato. Un fatto, quello di ieri, che si inserisce nel contesto di crisi dell'azienda, dove 320 lavoratori stanno ancora aspettando lo stipendio. L'erogazione sarebbe attesa in settimana. Dunque le rappresentanze sindacali, preoccupate per il futuro del sito produttivo e dei suoi lavoratori, chiedono chiarimenti e certezze. Queste sono le risposte che noi attendiamo nell'incontro di martedì mattina. Già lunedì l'azienda verrà sentita dal Ministero e dalla Regione, sperando che gli affidamenti che il CEO ha dato nei giorni scorsi circa il fatto di voler onorare gli stipendi nel corso di questa settimana diventino un fatto concreto, che sia fornita una data certa di pagamento degli stipendi, ma anche un chiarimento sugli assetti societari, che è fondamentale per il proseguo del piano industriale. Io non penso che il venir meno di un socio noi lo scopriamo seduta stante. Allora sapere cosa hanno provato i lavoratori durante questi 2 anni in cui molti di loro stanno utilizzando già da parecchio tempo la cassa di solidarietà. Avere ulteriormente la preoccupazione nel momento in cui invece dovremmo essere nella fase di rilancio e del piano industriale che è stato concordato pochi mesi fa, e scoprire che viene meno un socio e quindi abbiamo già un problema di squilibrio economico-finanziario, e poi c'è tutto il punto di domanda rispetto a come procederà, se ci saranno le garanzie per ciò che il piano industriale così come studiato vada avanti. Io penso che sicuramente è una volta che i lavoratori l'hanno sentita c'è di nuovo preoccupazione. Un incendio accidentale, 3.000 metri quadrati andati in fumo, e quanto emerge in merito al rogo divampato in via Bonomea ieri pomeriggio. Fiamme che hanno lambito le antenne dei ripetitori televisivi. Vediamo. 3.000 metri quadrati andati in fumo. È il bilancio dell'incendio scatenatosi ieri pomeriggio nel campo di via Bonomea, all'altezza del civico 114, l'innesco vicino al recinto dove sono situate le antenne che fungono da ripetitori del segnale televisivo, che non sono state danneggiate. Le cause del rogo sono di natura accidentale.
Queste le condizioni in cui versa il campo andato a fuoco poco prima delle 18 di ieri. Il fumo era visibile da ogni punto della città e aveva generato non poca apprensione. Decine le chiamate ai pompieri che segnalavano la colonna grigia. Sul posto la squadra del distaccamento di Opicina con autopompa, autobotte e fuoristrada dotati di modulo antincendio boschivo. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme prima che raggiungessero una pineta poco distante dall'incendio. Infine, con il supporto dei volontari della Protezione Civile, sono stati estinti i focolai residui. Sul posto, per quanto di competenza, anche i carabinieri. Restiamo nella cronaca e ora ci colleghiamo con il nostro Gianluca Paladin perché c'è stato il tentativo di rompere la vetrata di un bar in pieno centro tra la via Carducci e la via del Coroneo. Allora ci colleghiamo con Gianluca Paladin, a te la linea Gianluca. Sì, esatto Laura, il furto non è andato a segno, un individuo ha scagliato un oggetto contro una delle vetrate, quella che dà su via del Coroneo del bar Le Merende che si situa appunto fra via del Coroneo e via Carducci, poi è stata anche forzata la serratura ma la persona o le persone, i carabinieri dovranno accertare le responsabilità, non sono riuscite a fare ingresso nel locale, preoccupazione e sgomento delle titolari che hanno esclamato stavolta è successo a noi, quindi continua l'allarme per i furti e i tentativi di furto nel centro di Trieste, tanti, troppi gli episodi che abbiamo raccontato in queste settimane e in questi mesi. Di fatto il vetro, la vetrata della porta ha retto perché è un doppio vetro blindato con antifurto, quindi insomma grazie a questo dispositivo i ladri non sono riusciti a fare ingresso nel locale, rimane ovviamente comunque il costo del danno. È successo nella notte, i titolari se ne sono accorti poco prima delle 6, cioè poco prima dell'apertura del bar per l'esercizio. Queste le ultime, ovviamente maggiori aggiornamenti questa sera al notiziario delle 19:30. A te Laura. Grazie Gianluca. Allora gli aggiornamenti appunto questa sera. Intanto andiamo avanti con un'altra notizia di cronaca. È scomparso e sono ore d'apprensione per la famiglia e gli amici di Davide Lucchelli di 24 anni, batterista della band trevigiana Oggetto Sconosciuto, scomparso a Budapest la sera di venerdì 1 maggio. Con gli altri 3 compagni della band si trovava in Ungheria per un concerto, ma dalle 20:30 del 1 maggio ha fatto perdere le proprie tracce. Lo spettacolo è stato annullato e sono state allertate le autorità magiare. Rientrando in Italia, gli amici hanno presentato denuncia di scomparsa a Gorizia, dove il gruppo avrebbe dovuto suonare il prossimo 8 maggio. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi dalla pista del rapimento, della rapina o dell'allontanamento volontario. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga stamani ha parlato del rischio che stanno correndo le imprese europee in questo momento di crisi internazionale ed è tornato ad analizzare l'iter per il ritorno alle province. Vediamo. Perché devo dire che a livello internazionale anche il sistema delle imprese rischia di essere fortemente colpito. Io sono molto preoccupato per i mesi a venire. Credo che la situazione europea sia particolarmente delicata. È un continente che ha dimenticato il comparto produttivo e della filiera produttiva e oggi ne stiamo pagando le conseguenze. Prevedo veramente mesi complicatissimi per tutta Europa e quindi su questo noi dovremo cercare ovviamente di affrontare la situazione aiutando le imprese, ma con la consapevolezza che se l'Europa non si muove il futuro del continente è fortemente a rischio. Per quanto riguarda invece le province, avete detto a settembre la legge, però sono uscite le prime indicazioni, il listino bloccato. Non c'è il listino bloccato. Noi abbiamo un sistema, l'ipotesi, perché poi ne discuteremo ovviamente, non è che è scritto sulla pietra, ma con collegi uninominali di coalizione. Perché lo facciamo questo, che è il passaggio principale? Perché i cittadini finalmente quello che voteranno sarà eletto. Così, col vecchio sistema delle province cosa succedeva? Che se è complicato da spiegare, ma è giusto che i cittadini lo sappiano, che se a un partito spestavano 5 seggi e nel 6° seggio però quello stesso partito aveva il candidato più votato di tutti, quello più votato di tutti non veniva eletto, facevano eleggere quelli che venivano dopo. Non è normale che in un collegio dove i cittadini scelgono un candidato, quel candidato non sia eletto. Con i collegi di coalizione questo problema viene superato e poi viene superato il problema che alcuni collegi potevano non avere l'eletto e quindi una parte di territorio rimaneva senza rappresentanza. Cosa servono i listini? I listini in realtà servono per andare a dare o il premio di maggioranza
nel caso in cui i collegi uninominali non garantiscono un numero sufficiente per raggiungere quel premio, o garantire il diritto di tribuna dell'opposizione nel caso ci sia un successo straordinario della coalizione vincente e che quindi ci sia un diritto della coalizione di partecipare all'assemblea. Ma i listini servono a questo, non è che sono dei listini bloccati a parte, perché infatti l'ipotesi può essere anche che già i collegi determinino gran parte dei seggi e soltanto una piccolissima parte si parla di 1 o 2 eletti dei listini per forza politica circa. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale per vedere com'è la situazione del traffico in città quest'oggi. Lo facciamo con l'assistente scelto della Polizia Locale, Marco Cernecca. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori. Allora la situazione al momento è abbastanza scorrevole su tutte le arterie cittadine, da quanto possiamo vedere anche dalle nostre telecamere. Non abbiamo segnalazioni di intralci particolari o di sinistri in atto. La mattinata ha visto le nostre pattuglie impegnate negli interventi di routine normali come rimozioni o soste irregolari e anche nel rilievo di 2 sinistri stradali a carattere entrambi di solo danni, uno accaduto in via Damiano Chiesa e uno in via Maiolica. In entrambi i casi i veicoli che hanno causato il danno si sono allontanati e dovrebbero comunque già essere stati rintracciati dai nostri operatori. Segnalo che c'è stato uno scavo urgente per una perdita sulla rete idrica in via Revoltella 33, quindi con un restringimento della carreggiata nel tratto interessato. Inoltre i soliti cantieri oramai presenti da un po' di tempo sulle rive, che anche in questo caso fanno sì che la carreggiata sia ristretta, quindi con possibilità di code e rallentamenti, e anche in via Cabotto dove è in atto un senso unico alternato sempre per la presenza di un cantiere. Questa mattina personale dell'ufficio strade ha effettuato dei lavori di rifacimento segnaletica in viale Sanzio. I lavori dovrebbero anche essere ultimati, quindi non operativi il pomeriggio, e anche in via De Jenner dove è stata un nuovo provvedimento, è stato istituito un nuovo provvedimento che riguarda un percorso pedonale e un'istituzione di un dare precedenza. E sempre oggi dovrebbero essere iniziati anche dei lavori in via Romagna al civico 35, in via Artemidoro, e interessa i civici 2 e 6 e anche in questo caso dei sensi di marcia dovrebbero essere stati modificati. Comunque sul posto il personale delle ditte dovrebbe aver già messo anche la segnaletica corretta. Ricordo che oggi è prevista la chiusura della Galleria Carso in direzione Trieste e ANAS con una nota ci ha detto che la chiusura dovrebbe iniziare dalle ore 22 circa, per cui ancora oggi, ancora nel pomeriggio dovrebbe essere percorribile, anzi la galleria è percorribile in quanto appunto la chiusura sarà effettuata in serata. Bene. Altre cose al momento non avrei da segnalarvi, per cui vi ripasserei la linea. Grazie e buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie, altrettanto. E noi continuiamo a parlare di circolazione in auto o in moto, perché da quando ha cominciato a gestire direttamente la partita degli sconti dei carburanti, la Regione ha già erogato ben 30.000 QR code, il nuovo strumento digitale che gradualmente entro la fine di quest'anno dovrà sostituire la vecchia tessera. Al momento, grazie agli aiuti regionali, il prezzo della benzina è ancora più basso che in Slovenia. Vediamo. È stato un boom di richieste, quindi gli uffici stanno lavorando alacremente, i tempi sono leggermente dilatati, però in 3 mesi abbiamo rilasciato 30.000 tessere contro le 25.000 all'anno, quindi potete ben capire che per quanto bravi siano gli uffici, i tempi d'attesa sono di qualche giorno, in qualche caso di un paio di settimane.
Il caro carburanti spinge la rivoluzione digitale che andrà gradualmente a sostituire la vecchia tessera con il nuovo sistema QR code per ottenere gli sconti al distributore. Dal 1 febbraio, da quando cioè la Regione ha avvocato a sé la gestione dell'intera partita, sono stati erogati ben 30.000 codici. In tutto l'anno passato erano stati solo 25.000. In tempi di prezzi alle stelle di benzina e gasolio, l'interesse ad accedere alla scontistica regionale è molto alto e si estende a macchia d'olio con 5.000 veicoli in più iscritti nell'ultimo periodo. Noi quello che andiamo a incidere appunto è sulla scontistica soprattutto, e devo dire che questo non intacca le casse della Regione, perché a fronte di incassi derivati dalla Regione per circa 120-130 milioni, la metà, oltre alla metà, viene ristornato ai cittadini, quindi un circolo virtuoso che permette di far lavorare i nostri distributori, di non inquinare andando a fare il turismo del pieno e anche a risparmiare perché la benzina costa meno. Molti vantaggi che la Regione si attende dalla digitalizzazione, sempre rimarcando che nessuno sarà lasciato indietro in questo passaggio. Oltre al monitoraggio costante dei prezzi, l'obiettivo da raggiungere nei prossimi mesi sarà di consentire il pieno con gli sconti sulle 24 ore. Ci stiamo attrezzando perché l'obiettivo appunto è quello di dare a tutti la possibilità di avere la tessera digitale, l'applicazione digitale oppure un cartaceo digitale, ed arrivare in futuro anche a poter gestire i distributori H24, quindi anche i sabati e le domeniche con la tessera digitale. È un obiettivo che costa, ma ci stiamo lavorando. Da oggi a Muggia, viabilità rivoluzionata in parte del centro cittadino per consentire l'avvio del nuovo lotto di lavori per il ripristino della volta del Fugnan che sta cedendo. Tutte le modifiche al traffico e alle linee della Trieste Trasporti sono pubblicate sul sito del comune di Muggia. Il punto con il sindaco Paolo Polidori. Bene, siamo qui in via Roma. Via Roma ricordo che sarà chiusa da adesso in poi per almeno 2 mesi per quanto riguarda i lavori del Fugnan, anche sul tratto di via Roma, quello dal largo Caduti fino a via Mazzini, c'è pericolo di crollo e quindi è compromessa abbastanza in maniera profonda. Quindi necessariamente bisogna cambiare gran parte della viabilità del centro, quindi ci stiamo adoperando per mettere tutta la segnaletica orizzontale e verticale. Ci saranno le deviazioni ben segnalate, inizialmente ci saranno anche i vigili che appunto daranno informazioni su come deviare. Ci saranno ovviamente un po' di disagi, però siamo pronti per partire. Questi saranno i prossimi almeno 2 mesi, ripeto, ma dovrebbe essere abbastanza contenuto il disagio stesso perché le deviazioni sono state studiate in maniera tale da far scorrere il traffico il più velocemente possibile. Comunque vi terremo aggiornati su tutto il proseguo dei lavori, ma questo, ripeto, è una delle parti più difficili di questo cantiere, ma assolutamente necessaria perché, ripeto, la volta di via Roma è seriamente compromessa. Dopo le positive esperienze degli anni passati, il Comune di Monfalcone ha deciso di riaprire lo sportello del lavoro a disposizione di chi cerca o vuole cambiare occupazione, ma anche delle aziende a caccia di nuovi addetti. Riapre proprio da oggi, a partire da oggi. Vediamo. Lunedì 4 maggio riaprirà a Monfalcone lo sportello lavoro, un servizio che il Comune mette a disposizione delle persone alla ricerca di un nuovo impiego, di una prima occupazione o di un percorso di reinserimento nel mondo del lavoro. L'obiettivo è quello di offrire un supporto concreto ai cittadini attraverso un percorso personalizzato, finalizzato allo sviluppo di un progetto formativo e professionale e orientato alla ricerca di un'occupazione. Lo sportello garantirà attività di consulenza, supporto, accompagnamento e affiancamento, favorendo il raccordo tra domanda e offerta. Tra i compiti dello sportello rientra anche l'analisi dei bisogni delle aziende in relazione alle figure professionali richieste. Avevamo già avuto modo negli anni passati di sperimentare questo servizio, ha detto il sindaco di Monfalcone Luca Fasan, ricevendo riscontri positivi da parte dei cittadini. Per questo abbiamo voluto ripristinarlo. La gestione del servizio, prevista fino al 30 aprile del 2029, è stata affidata a Umana, realtà accreditata a livello regionale per i servizi al lavoro. Lo sportello sarà operativo previo appuntamento 2 volte a settimana nell'atrio del municipio, nelle giornate di lunedì dalle 9 alle 12 e mercoledì dalle 16 alle 18.
E questa sera torna il caffè dello sport alle 21:10, si parlerà soprattutto di pallacanestro, ma di Sissoko, centro della pallacanestro Trieste. Alberto Tonut, campione europeo di basket, e Francesco Freni di Sport in the City saranno i primi ospiti di Marco Stabile. E poi dalle 22 un approfondimento anche sulla Bavisela, Francesca Stefani, presidente della PD Miramar, e Gianni Crevatin, organizzatore della Trieste Spring Run. E poi anche di pallanuoto, naturalmente, alle 22:15, Francesco Faraglia, attaccante della Pallanuoto Trieste. Ci fermiamo per un po' di Siamo allo sport, sconfitta per 86-78 la Pallacanestro Trieste in casa dell'Olimpia Milano nel penultimo match della regular season di Serie A1. Marco Stabile. Terza sconfitta nella terza partita in serie con le big del campionato. Dopo la sconfitta casalinga onorevole contro Brescia e quella in trasferta con la Virtus, c'è troppa Milano in campo al Forum per questa versione della Pallacanestro Trieste. La squadra di Poeta è stata capace di mettersi in ritmo nel primo tempo per poi, con un solo allungo, chiudere i conti alla ripresa del gioco. La cronaca parla di una partenza a rilento per entrambe le squadre. Si fatica a entrare in ritmo offensivamente. I padroni di casa ad ogni modo fanno meglio con le fiammate di Nibo e Brooks. I giuliani rispondono con Brown per l'8-3, dunque mini parziale biancorosso propiziato dai rimbalzi in attacco e testa avanti temporaneamente grazie al canestro di Candussi. Bolmaro e Diop però ristabiliscono il predominio meneghino chiudendo i primi 10 minuti sul 18-16. Taccetti si gioca la carta a Moretti a 3 mesi dall'infortunio, ma gli occhi sono tutti per Bolmaro. Il gioco a tutto campo dell'argentino, il suo atletismo e la sua rapidità mettono in crisi la difesa nostrana con un 9-0 che orienta il match. Trieste prova a rispondere con Ruzier, ma mentre i biancorossi vanno a corrente alternata in attacco, Milano trova maggiore fluidità. Primo vantaggio in doppia cifra sul 33-21. Ramsey prova a indossare il costume da Superman con tripla, canestro più fallo e schiacciata spettacolo. Si tocca nuovamente il -5, poi Shields prende in mano la situazione portando lo score sul 46-38 a metà partita. All'uscita dagli spogliatoi però Milano mette la freccia, in soli 3 minuti tocca 13 punti di margine alzando la difesa e costringendo gli ospiti a errori e palle persi in serie. Bastano pochi minuti di crisi offensiva giuliana per mettere l'Emporio Armani nelle condizioni di scappare via. Sul -15 Trieste trova di fronte una montagna da scalare, Milano un finale di partita tutto da gestire. Ellis, Shields e Lidei si alternano come protagonisti in attacco mentre Jutov e compagni provano a rientrare ripetutamente sotto la doppia cifra di svantaggio. Purtroppo non è mai una rimonta compiuta, ma un gioco del gatto col topo in cui gli artigli lombardi non permettono mai ai triestini di superare un certo limite. Il rientro finale sull'86-78 grazie a Ross e Ramsey fa bene a morale e statistiche per provare a compiere qualche impresa ai playoff, però serve di più. E ora le parole in sala stampa di Francesco Taccetti, allenatore della Pallacanestro Trieste, al termine della partita persa a Milano. Stiamo facendo tante buone cose e dobbiamo credere in quelle cose buone che stiamo facendo e dobbiamo lavorare per togliere quei momenti dove prendiamo dei parziali dentro le partite che poi ce le condizionano. Anche stasera nel terzo quarto abbiamo preso un parziale che chiaramente ci ha messo di rincorsa sulla partita, poi siamo comunque in qualche modo tornati lì, tornati sotto e dobbiamo essere più consistenti in quelle situazioni, magari spendere un fallo in più, creare una situazione offensiva più chiara per andare anche a prendere un fallo, andare in lunetta, fare cose un pochino più smaliziate che ci permettano di stare dentro le partite, però io comunque ho voluto dire bravi ai miei ragazzi perché veniamo da queste 3 partite che abbiamo giocato dove volevamo proprio capire a che livello siamo per affrontare i playoff e secondo me dobbiamo credere nel lavoro che stiamo facendo e quindi essere fiduciosi. Credo che abbiamo raggiunto una consistenza, una solidità difensiva che forse prima non avevamo. È chiaro che non sempre siamo perfetti, però abbiamo delle situazioni in cui
sulle quali ci possiamo appoggiare dentro le partite e quindi permetterci appunto di fare poi quei contro break che spesso abbiamo fatto. Purtroppo nelle ultime partite i break ci sono serviti solo per recuperare, non per andare magari a più 10, ma nascono da quello, dall'aspetto difensivo. Sicuramente riusciamo ad esprimere il talento offensivo che abbiamo a tratti, e quella sicuramente è una cosa dove dobbiamo continuare a lavorare per diventare più bravi. E concludiamo con la Spring Run edizione 2026, oltre 10.000 persone a correre fra le due maratone e la Bavisela Family. Vediamo. Oltre 10.000 persone hanno partecipato alla Trieste Spring Run 2026, l'edizione del trentennale della Bavisela, oltre 60 i paesi rappresentati con runner da tutto il mondo. Dei 10.000 circa 700 hanno partecipato alla maratona, 3.000 alla mezza maratona e 7.000 alla Family non competitiva. Nella maratona da 42 km, riproposto dopo 9 anni di assenza e partita da Piazza Unità d'Italia, ha trionfato il keniano classe 87 Benjamin Kiprop Serem, che si è iscritto individualmente e ha dominato in 2 ore 32 minuti e 21 secondi, precedendo di oltre 13 minuti Andrea Fadi della SD Prealpi Giulie, terzo Marco Visintini, tesserato Unione Sportiva Aldo Moro. In campo femminile il podio è tutto italiano, vittoria di Giulia Colombo della Polisportiva Libertas Cernuschese con il crono di 3 ore e 27 secondi, seconda Dominica Macaruc di Loreto della ASD Run Spinea, terza Giulia Daniotti di Run Card. Nella 21 km ad aggiudicarsi il primo posto è stato Ademe Cuneo, tesserato Cosenza 42, classe 98, di origine etiope, fresco campione italiano di maratona, che ha tagliato il traguardo in 1 ora 6 minuti 11 secondi, resistendo al ritorno del moldavo Maxim Raileanu della SD Imperiali Atletica, secondo a soli 4 secondi. Terzo l'italo-marocchino Abdullah Bamoussa, mezzo fondista della SD Atletica San Biagio. In campo femminile, dominio della keniana Valentin Yepkwech Rutto, classe 92, dell'Atletica Saluzzo, prima in 1 ora 15 minuti 1 secondo. Seconda Alessia Tucitto, ASD Imperiali Atletica. Sul terzo gradino del podio l'etiope Asmeravork Bekele Volkeba dell'Atletica Bruniera. A fine corse sono stati premiati i primi 5 atleti di entrambe le gare. Infine protagoniste nella non competitiva la Bavisela Family, oltre 7.000 persone sul tracciato che costeggia il lungomare, collegando il bivio di Miramare a Piazza Unità d'Italia, passando per il Portovivo. Il percorso è stato animato da centinaia di famiglie, con persone di tutte le età che hanno corso o camminato al proprio ritmo. È tutto per questa edizione, il telegiornale ritorna questa sera alle 19:30. Grazie dell'attenzione e buon pomeriggio.